Semola, acqua e sale, tre ingredienti semplicissimi per saffregula, uno dei prodotti tipici della Sardegna. Il gruppo folcloristico di Nuragic Ficus ha un'esperienza lunghissima nella realizzazione di questo prodotto. È un prodotto che tira e attira ancora i sardi, saffregula. Sì, moltissime persone si avvicinano e stanno anche diverso tempo ad osservare come noi la facciamo, e nel mentre che ci chiedono il modo in cui la facciamo, allora vanno indietro col ricordo e si ricordano di quando erano piccolini, ricordano i nonni, la loro vita da bambini, ma soprattutto gli anziani che proprio nostalgia di queste cose che vedono. Anche perché saffregula, ricordiamolo, è un prodotto che esiste forse da quando esiste anche la Sardegna, ha una storia lunghissima. I sardi ne sono golosi, ma è un prodotto che riesce anche a incuriosire e colpire chi non è sardo, per esempio i turisti, gli stranieri. Sì, infatti si fermano, addirittura ci chiedono le ricette che utilizziamo per impiegarla. E soprattutto chi sono? Magari tedeschi, francesi? Sì, gente che vive fuori dalla Sardegna, ma anche stranieri, sì. Stasera ad esempio un francese, noi il francese non lo parliamo, cioè qualche parola così, però siamo riusciti a spiegargli come viene utilizzato. Quindi comunque saffregula, la ricetta è semplicissima, appunto bastano tre ingredienti: semola, acqua e sale, e quindi è anche giusto divulgare questa semplicissima ricetta al resto del mondo, perché comunque è anche un modo per far conoscere sempre di più la cultura culinaria della Sardegna in tutto il mondo. Certo, è il nostro modo di vivere, comunque, perché fa parte del nostro modo di vivere. Era un cibo molto semplice, utilizzato dai nostri antenati, che la cucinavano addirittura col solo sugo del pomodoro. Quindi un piatto povero però nutriente. Sì, nutriente, e poi per arricchirlo di sapore magari ci mettevano la ricotta salata, affumicata anche, ed era molto saporito. Noi lo facciamo ancora così.